Una delle conseguenze del cantiere per la sistemazione della fuga di gas è il traffico. Centro di Rosà, traffico davvero in tilt, soprattutto il problema riguarda i mezzi pesanti e la direttrice nord-sud da Bassano verso Cittadella e viceversa. Nella tarda serata di ieri è stato necessario, per mettere in sicurezza, far lavorare in sicurezza gli operai, chiudere la statale all'altezza dell'incrocio principale di Rosà e poi all'intersezione con l'incrocio semaforico di Via Brega. La chiusura totale al traffico ha riguardato la statale 47 per 1,5 km a nord del punto critico della fuga di gas e per la medesima distanza a sud. Inevitabili le conseguenze sul traffico, che ha dovuto cercare percorsi alternativi riversandosi ad est verso Rossano Veneto o ad ovest nelle frazioni rosatesi di San Pietro e Sant'Anna, meno adatte e abituate a sopportare i mezzi pesanti. Notevole disagio per le tante persone e per i tanti mezzi che attraversano Rosà, che si aggiunge al disagio delle attività e delle case che vivono attorno all'intersezione dove è avvenuto il guasto, dove è avvenuto il danno. La chiusura per una ventina di ore di un'arteria così importante per l'area che si trova a cavallo delle province di Vicenza, Padova e Treviso solleva ancora una volta il problema della viabilità di tutta l'area bassanese. La superstrada pedemontana intercetta solo una parte del traffico presente. La bretella tra Fellette, San Zeno e Bassano vedrà la luce non prima di un anno. Per andare da nord a sud resta irrisolto il nodo di Rosà, apparso ancora più ingarbugliato a causa di un imprevisto, questa fuga di gas fortunatamente risolta, che ha toccato un nervo scoperto e mai seriamente curato.